Centro vaccinazioni all'ex Maber di Castrette di Villorba. Il via vai è continuo, ma un incremento significativo di ingressi grazie all'accesso libero riservato alla fascia 12-25 anni lo si vedrà, secondo gli operatori dell'ULSS 2, solo dai prossimi giorni. È appena iniziato l'accesso libero, per cui insomma non c'è stata la ressa. Siamo anche un po' un periodo particolare, però ci vuole anche del tempo perché le famiglie si organizzino, perché stiamo parlando fondamentalmente anche di minori. Le famiglie sicuramente devono organizzarsi, però io penso che nei prossimi giorni sicuramente ci sarà un aumento dell'affluenza. Già oggi comunque qualche minore senza appuntamento l'abbiamo già fatto, insomma l'abbiamo già accolto. È venuta con prenotazione oppure senza? Con la prenotazione, però avrei potuto farlo anch'io senza prenotazione. E cosa ritiene che sia una buona iniziativa? Assolutamente sì, per chi è anche magari con problemi di orari di lavoro credo sia una cosa molto molto positiva, sì. Chi ne sta già approfittando sono molti stranieri, ci spiega la responsabile del centro. Questa mattina abbiamo avuto diverse persone della comunità cinese e credo che sia una buona opportunità per loro che magari hanno minore facilità di accesso ai percorsi di prenotazione, quello di avere un open day che gli consente di venire senza dover organizzarsi, soprattutto per quegli stranieri che magari hanno anche difficoltà linguistiche. Sì, è comodo. E sei venuto volentieri? Sì, volentieri. Domenica Vax Day a Villorba, centro aperto dalle 8 alle 20, mentre tutti gli altri hub saranno chiusi. Per l'intera giornata all'ex Maber si potranno vaccinare non solo i ragazzi, ma tutti quelli che non l'hanno ancora fatto, dai dodicenni ai centenari. Noi saremo qua ad accoglierli, a trascorrere il Ferragosto cercando di fare questa importante azione di sanità pubblica, vaccinandoci, vaccinando e cercando di uscire da questo pantano della pandemia. Pandemia che non arretra. Nel Veneto nelle ultime 24 ore nuovo balzo dei contagi, 771 e un decesso. 204 i ricoverati, 31 dei quali, 3 in più di ieri, nelle terapie intensive.